Consigliere Giuseppe Arnone, sollecitate addirittura un'inchiesta nel merito della gestione dell'ufficio personale all'azienda sanitaria locale di Agrigento. Perché? Io credo che Agrigento abbia finalmente un'occasione storica e unica per rilanciare la sanità agrigentina. Con il commissario Messina abbiamo ai vertici della sanità una persona di grande capacità, di coraggio e di onestà, e la sanità era diventata un pascolo abusivo per le peggiori logiche. Un luogo da scandalo continuo era l'ufficio personale, con vicende francamente incredibili. Per via della battaglia che ho condotto nei mesi scorsi, vengo individuato come un riferimento dai medici, dagli infermieri che svolgono il loro lavoro con passione, onestà e spirito di servizio nei confronti degli ammalati. Ho appreso che la dirigente amministrativa del servizio personale ha ottenuto praticamente da se stessa un emolumento premiante aggiuntivo al già ricco stipendio che percepisce di ben 25.000 euro per un anno, mentre l'intero reparto di radiologia di una delle nostre strutture ospedaliere, l'intero reparto, ha ottenuto un emolumento premiante, cioè un premio in denaro di 500 euro per tutto il reparto, come se noi dovessimo pagare stipendi a burocrati molto impegnati in attività di imbroglio e non invece garantire i medici che svolgono le prestazioni a favore degli ammalati. Io dico al commissario Messina che è venuto il tempo di retrocedere, fare passi indietro, mandando anche gli atti alla Procura della Repubblica, coloro che con incarichi dirigenziali hanno portato l'ASP al fallimento economico, al buco di bilancio, alla promozione immeritata di soggetti che non avevano i titoli, agli abusi clientelari, come nella vicenda degli assistenti ospedalieri a termine, finalizzati a realizzare fortune elettorali di potenti politici. Siamo in una situazione finalmente di rilancio e di chiusura di uno scandalo. Tornerò su queste questioni anche più avanti. Voglio anche ricordare l'imbroglio all'interno dell'Ordine dei Medici, quando l'Ordine dei Medici, abusando del suo ruolo e della pazienza di molti medici, ritenne addirittura, con procedure che andremo a vedere, a prendere posizione contro l'assessore Russo, contro Giuseppe Arnone e a favore di Olivieri, perché Olivieri aveva favorito qualcuno all'interno di quelle strutture.